ritorniamo in diretta, allora andiamo Notte dei musei e noi andiamo in un altro museo a Montegalda, Museo Veneto delle Campane, molto interessante. Non mi dilungo perché abbiamo la direttrice di questo museo che ritorna ai nostri microfoni dopo qualche anno. Con grande piacere salutiamo dottoressa Chiara Donac. Pronto Chiara, ci sei? Buongiorno, Eccola qua. buongiorno Marisa, grazie per il Eccola qua. graditissimo invito. La voce che ci mancava, eccola qua, eccola qua. Allora Chiara, tu sei direttrice del museo, siamo in un contesto straordinario, storico, di un grande scrittore, insomma lì c'è tutto e ci sono circa 200 esemplari di campane. Allora Chiara, di che museo si Sì. tratta? Parliamo di un museo davvero raro nel suo genere, è un museo dedicato all'arte campanaria e come dicevi tu è un museo che contiene più di 250 manufatti dell'arte campanaria in uno splendido contenitore, come si usa dire nel gergo. E che contenitore? Perché parliamo di Villa Fogataro Colbachino e Montegalda, una villa veneta che vanta una storia davvero molto molto lunga. Se dovessimo parlare appunto del museo in primis e poi ovviamente c'è tutto lo spazio dedicato al parco, alla villa, dovremmo dire che la padrona di casa è la campana, la signora campana, che dovremmo anche definire regina, davvero, perché è una voce, è un suono presente nelle nostre quotidianità, ecco, lo riconosciamo subito e pur essendo presente nelle nostre quotidianità conosciamo davvero ben poco della sua lunghissima storia. Se dovessimo definire ad esempio strumento campana come solito sono usa fare con i visitatori che passano appunto da noi, dovrei dire che la campana è uno strumento sonoro a percussione, idiofono, che serve per la comunicazione a distanza. Ecco, veramente poche parole per sintetizzare all'apparenza il significato dello strumento campana, molto altro ci sarebbe da dire. Anche partendo dal suono della campana, certamente è una campana che produce un'unica nota della scala musicale, per questo è uno strumento idiofono. In realtà la campana è uno strumento estremamente complesso e se dovessimo considerare tutti gli strumenti orchestrali, lo strumento campana è lo strumento che ha la maggior ricchezza di armoniche. La campana non è a forma di tubo, non è cilindrica, ma è svasata e non c'è un punto della sua superficie che sia dritto, per cui nel momento in cui il percussore batte a livello di bocca, si sprigiona ovviamente la nota di intonazione, ma vibra tutto il corpo, vibra anche in punti ovviamente che hanno circonferenze diverse, spessori diversi, volumi diversi e in ognuno di questi punti si sprigionano note diverse che noi a malapena percepiamo, ma la bellezza della campana è che nel suo suono c'è la fusione di tutti i suoni, diciamo si definisce timbro sonoro, ovviamente caratterizza anche le voci umane, ma nella campana si sente particolarmente, insomma è uno strumento non così facile da domare nel suo suono, diciamo è un indomabile, dalla bocca sempre aperta, ecco questa è un'altra sua caratteristica, la bocca della campana è sempre aperta per comunicare e non ha sordine, deve farsi sentire fino all'ultimo confine dell'ultimo orizzonte, questa è la sua missione e risponde ad un mandato sociale che viene dalla collettività, quindi la sua voce è una voce corale per la coralità comunitaria. La sua è una personalità collettiva che rappresenta ognuno di noi. Sì, la definizione quindi va oltre quelle poche parole che ho detto all'inizio ed è affascinante proprio per questo, davvero. Affascinante sarebbe anche raccontare come nasce la campana, come è nata la campana. Ecco, Ad esempio, come è nata? Allora, prima di addentrarmi nel processo di fusione, ovviamente lo conterò non da tecnica, faccio un riferimento ai primi fonditori girovaghi. Ecco, era affascinante partecipare alla fusione di una campana. Se voi immaginate che i primi fonditori sono stati appunto gli artigiani nomadi, mettendosi in viaggio, nel momento in cui vedevano un campanile in corso di costruzione, sostavano proprio sul sagrato, ai piedi del campanile. Prima di tutto si accampavano ed era bello anche questo perché la famiglia di fonditori si fondeva per quei 2 o 3 mesi con la famiglia della comunità parrocchiale per la quale avrebbero fuso la campana. Quindi entravano in contatto con la comunità e la fusione stessa avveniva a cielo aperto, cioè si allestiva un opificio a cielo aperto visibile a tutti, quindi la nascita della campana era partecipata da tutti. Il momento più spettacolare, si può immaginare, era il momento della colata del bronzo, quindi si preparava un forno, si preparava la fossa di fusione e poi il canale di colata lungo il quale scorreva il bronzo incandescente. Quel momento era il momento più spettacolare e non si voleva solamente vedere quello che accadeva, ma prendere parte, partecipare. Come? Pur sapendo che per fare una campana
serve un bronzo particolare che prevede il 78% di rame e il 22% di stagno. In quel momento la gente si avvicinava alla colata incandescente, si sfilava gli anelli, gli orecchini, i gioielli, le collane e li gettava nella colata incandescente d'oro, d'argento. Quindi in quel momento, oltre a quella percentuale specifica di rame, oltre a quella percentuale specifica di stagno, c'era dell'oro e dell'argento, ma non si poteva sapere quanto, quindi ne usciva una campana realizzata con materiali che non potevano più essere riproposti nelle stesse quantità, quindi non solo era una campana che era il frutto del sacrificio della gente del paese, ma non era più riproducibile allo stesso modo in nessun altro paese, quindi il senso di appartenenza era legato proprio anche all'unicità di quella campana, frutto dei sacrifici, frutto della partecipazione, una campana che poi avrebbe accompagnato per generazioni la quotidianità della vita delle persone. Ecco, questo è il campanilismo, profondamente legato a questo senso di appartenenza, a questo sacrificio legato alle campane. Certo, un elemento identitario inconfondibile. Sì, certamente, certamente. Legato all'identità di una comunità, quindi sì un'identità, ma un'identità collettiva, comunitaria. Ad esempio, ben nota è la domanda che dice per chi suona la campana. Quel chi non è un chi individuale, è un chi collettivo. Se pensiamo ad alcuni dei suoni più importanti, veicolati dai rintocchi della campana, io penso ai suoni delle nascite, ma anche ai suoni delle morti suonato dalla campana. Ma se ci chiediamo in quel momento per chi suona la campana, non certo per chi nasce, e non certo per chi muore, ma suona per chi accompagnerà i nuovi nati nella loro vita, suona per chi ha vissuto con chi se n'è andato. Quindi la sua voce è una voce proprio per la coralità, è una voce di partecipazione profonda, una voce che si fa sentire nonostante tutto, perché a volte la campana ovviamente è alle ribalte proprio della cronaca quotidiana, anche nei giornali, perché magari il suono non è particolarmente gradito. Di fatto la campana ha un suono solenne, perentorio, che si fa sentire anche se ci tappiamo le orecchie, ed è questa la sua missione, farsi sentire a tutti. E chi non gradisce il suono della campana molto probabilmente non lo gradisce per motivi non legati alla qualità del suono della campana, ma ad un senso di appartenenza comunitaria che forse non è ancora maturato. Quindi non gradisco la campana perché non mi sento del tutto parte della comunità. Al di là del suono stesso oggettivo, giusto? Stiamo dicendo questo? Certo. Sì. È un suono che va oltre alla qualità, anche se di fatto comunque la qualità, il suono delle campane è estremamente curato, raramente da un processo di fusione escono campane suonate, anche se ovviamente possono esserci sempre delle incognite che portano magari ad un esito magari non proprio riuscito, ma è molto molto raro. La campana è un suono estremamente curato, molto ricco e richiede profonde competenze tecniche perché la campana riesca alla fine di questo lungo processo di fusione, che di fatto si è mantenuto quasi inalterato nel corso dei secoli, perché la percentuale di rame e stagno è quella, la temperatura del forno è quella, anche in genere i materiali utilizzati sono quelli. Allora, Chiara, andiamo un po' adesso anche al sito, perché ci troviamo Villa Fogazzaro, parco, farci un po' un percorso, un panorama, una fotografia di dove siamo. Ma certo, questo splendido contenitore che ho citato in realtà è una villa veneta che affonda appunto le sue origini indicativamente attorno alla metà del 1400, ovviamente in realtà all'epoca era un semplice podere appartenente alla Repubblica Serenissima di Venezia, poi divenuto proprietà di diverse famiglie, i Chiericati, i Caldogno, i Fogazzaro, i Roi, fino ad arrivare ai Colbachini. L'hanno acquistata nel 1990, da lì sono partite importanti opere di restauro che l'hanno portato all'attuale splendore e meraviglia, ovviamente una cura che ha toccato non solamente lo stabile ma l'intero e vastissimo parco. Io posso dire che chi viene a visitarci rimane meravigliato dalla vastità del parco, dalla sua bellezza, ma da quanto viene curato. Ecco, la sensazione che si prova, e tuttora provo io, quando varco il cancello d'ingresso, la sensazione è proprio di lasciarmi alle spalle gli strepiti del mondo ed entro in un'altra dimensione, accogliente, lussureggiante di vegetazione, e ordinato, curato, pulito da un giardiniere che veramente ha una passione infinita per questo parco, che si compone di parco romantico, giardino all'italiana e parco dell'azienda agricola San Marco, che fa parte di questo
questo grande corpo architettonico paesaggistico. È meraviglioso il percorso che porta ad accedere a questa proprietà, al parco dell'azienda agricola, perché si attraversa un sottopasso, si percorrono dei vialetti che attraversano un fitto e curato sottobosco, si attraversa la zona dei ruderi che è rappresentata soprattutto da un'antica calcara, quindi una fornace di calce in parte utilizzata proprio per realizzare la parte più recente della villa. E finito il sottobosco si squarcia un colle bellissimo con un pezzamento dedicato ad un vasto uliveto per poi salire in cima al colle, luogo in cima al quale noi teniamo concertini di campanelli a mano. Meraviglioso, ecco. Il prossimo appuntamento l'abbiamo proprio il 28 maggio con Panoramici Suoni, è un appuntamento ormai immancabile, possiamo definirlo tradizionale, con una scuola campanaria che si dedica al suono dei campanelli a mano, i Tintinnabula Palladiana, che accoglieranno i nostri visitatori in cima al colle per far ascoltare queste straordinarie sonorità di campanelli che vengono da Londra, da una fonderia londinese. Ecco, quella sarà una giornata che presenterà ai visitatori come siamo noi, cosa può offrire il nostro sito, che è anche parco letterario. È parco letterario per chi ha letto Piccolo Mondo Moderno di Fogazzaro, o per chi volesse magari rinfrescare la memoria o leggerlo ex novo, troverà che nelle prime pagine si parla proprio di Villa Flores, del parco di Villa Flores, che è appunto il nome romanzato di Villa Fogazzaro, e lo si può percorrere proprio seguendo le pagine del libro, perché tale quale è rimasto il parco, salvo piccoli cambiamenti, ma ecco, si può proprio seguire il parco leggendo le pagine di Piccolo Mondo Moderno, quindi veramente è un concentrato di bellezze. Chiaramente io invito a visitare e soprattutto a sperimentare, perché è proprio un'esperienza dell'anima, ecco, tra suoni e bellezze naturalistiche proprio. Si va a toccare l'anima quando si entra in quel luogo lì, quindi senza è dubbio qualcosa di più di quello che apparentemente può sembrarci, e quindi andiamo proprio allo spirito, all'anima, dove appunto si rivivono questi momenti. È così, non ho altro da aggiungere, perché è veramente un'esperienza sonora, un'esperienza anche estetica, oserei dire, quindi noi ci siamo e ci svolgiamo saremo con anche passione il noi, nostro perché lavoro. Chiara, tu ci hai stregato, ok? Ci hai condotto, ci hai obbligati a venire lì il 28 maggio pomeriggio, ore 15, perché a sentire questi suoni, ma a vivere in quel contesto, perché bisogna esserci per comprendere fino in fondo. È un luogo che ci tocca l'anima, lo spirito. Chiara, ci vediamo presto. Grazie. Grazie. A prestissimo. Salutiamo Chiara Donà, direttrice Museo Veneto delle Campane, e siamo a Montegalda. Grazie, un abbraccio Chiara. Un abbraccio a voi, grazie. Grazie Chiara.